Finisce bruscamente la rincorsa della Sisley verso le vette della classifica. Nell'attesissimo derby veneto contro Verona, gli Orogranata hanno subito una pesante lezione. Sconfitta per 3-1 senza troppe scusanti. Dopo un primo set all'altezza degli ultimi match, il crollo, soprattutto psicologico, che ha riportato alla luce i timori e gli errori della Sisley di inizio stagione. Lo dimostrano anche i numeri. Appena 10 punti per Capitan Fei, 9 per Onstick, 2 domeniche fa eletto uomo partita contro Ravenna. Una sconfitta che costa alla Sisley il quinto posto ora occupato da Monza. Settimana prossima sarà in gioco anche il sesto posto, nello scontro fuori casa con Vibo Valencia, staccata in classifica di appena 2 punti dagli Orogranata. Ma non sono solo prestazioni e classifica a preoccupare. Ieri le presenze alla Spessa Arena sono tornate a crollare drasticamente, nemmeno 1000 i tifosi che hanno seguito il derby veneto. Colpa in parte della diretta TV, ma le voci su un possibile addio degli Orogranata a fine stagione non aiutano di certo. A Belluno si lavora per trovare nuovi sponsor per tenere tra le Dolomiti la gloriosa società, ma da Venezia e Conegliano qualcuno si sarebbe già fatto avanti. Chiacchiere per ora che però hanno rallentato la passione Sisley. Ieri il secondo peggior risultato stagionale come presenza in 970, esattamente un girone dopo il flop dei 920 presenti alla seconda di campionato. C'è però tempo per ricucire e per far rifiorire l'amore. La Sisley tornerà alla Spessa Arena solo il 5 febbraio nel grande match contro Roma. Nel mezzo il campionato Vibo Valencia e San Giustino e la Coppa Italia a Cuneo.